Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. Giornata contro la violenza sulle donne, diverse le iniziative in Sicilia. A Catania, marcia delle femministe, ci sono anche le cugine di Valentina Giunta, uccisa dal figlio minorenne. Nel pomeriggio, manifestazione regionale a Messina. Una stanza tutta per sé a Catania, nella caserma dei Carabinieri, uno spazio protetto in cui le donne vittime di violenza possono denunciare in tutta tranquillità. Ho trasformato le mie sofferenze in qualcosa di buono. Dallo sport una storia femminile di riscatto e successo. La pugile catanese Ellen Lucia Iari vince l'oro europeo Under 22 nella box e adesso sogna le Olimpiadi. Sui social imperversa il fenomeno di adolescenti che osannano la possessività maschile. Video, fiction, canzoni inneggiano all'uomo malessere, geloso e prevaricatore. È il freddo a dominare il fine settimana, con temperature in picchiata sia di notte che di giorno. Forti raffiche di vento sferzano la Sicilia. Calcio a Terni per la svolta, il Palermo in Serie B vola in Umbria e vuole lasciarsi alle spalle il periodo nero. Il Catania di Lucarelli domani a Giuliano cerca il bis dopo il successo con la Turris. Arriva la Juve Stabia e il Messina, contro la crisi di risultato, spera di invertire la rotta. Bentrovati, la Sicilia si mobilita e scende in piazza contro la violenza sulle donne. A Catania passeggiata delle femministe, nel corteo le cugine di Valentina Giunta, uccisa l'anno scorso dal figlio minorenne. Tonino De Mana. Tutta l'Italia scende in piazza contro i femminicidi che macchiano di sangue case, strade, auto ed ogni luogo dove si scatena una becera ed orribile violenza. È il giorno in cui la parola basta riecheggia forte. Slogan, messaggi, passeggiate, cortei, flash mob nel ricordo di Giulia, Annalisa, Marisa, Valentina, picchiate ed uccise per essersi rifiutate di sottostare al volere del potere patriarcale. Catania si mobilita e nonostante il maltempo e la pioggia ad intermittenza fa sentire la sua voce. Partecipano al corteo anche Cristina e Giovanna, quest'ultima con scarpe rosse, simbolo della violenza sulle donne. Sono le cugine di Valentina Giunta, assassinata l'estate del 2022 dal figlio quindicenne. Declinano l'invito di una nostra intervista, ma non hanno voluto far mancare il loro sostegno. Non vogliamo repressione e controllo, vogliamo essere libere di essere libere. Lo dice quasi sottovoce e a microfoni spenti un'altra giovane donna che però ci chiede, anche lei, di non essere ripresa e intervistata. Magari sarà una delle tante ad aver subito violenza e ha ancora paura di raccontarla. Un triste elenco che si aggiorna di giorno in giorno per un fenomeno che necessita di risposte urgenti a partire dalle istituzioni. Ci devono essere le denunce, ma non bastano. Ci devono essere e devono reagire le istituzioni, le forze dell'ordine, devono agire immediatamente, ma proprio immediatamente. Che differenza c'è tra le violenze degli anni 70 sulle donne e oggi? Negli anni 70 di più assistevamo a stupri ed eravamo a lottare, ricordate lo stupro del Circeo, tante altre bruttissime situazioni. Oggi di più si è incrementato questo discorso del femminicidio perché gli uomini si sono sentiti più fragili, più deboli, nel senso che non vogliono essere abbandonati. Quanto servono queste manifestazioni? Le manifestazioni servono per non abbassare la guardia sui fenomeni, però è chiaro che noi riteniamo che il 25 novembre è tutti i giorni, come l'8 marzo è tutti i giorni. Sono tante le iniziative a Catania alle 16. Appuntamento in Piazza Università con un'altra manifestazione alla quale parteciperanno il prefetto ed il questore. Una stanza tutta per sé si chiama così, siamo stati nello spazio dedicato alle donne vittime di violenza allestito nella caserma dei Carabinieri di Catania. Il capitano Casamassa dice la denuncia per molte rappresenta la salvezza. Giusia Zara. La paura, la vergogna e persino il timore di non essere credute. Quant'è difficile per le donne vittime di violenza varcare questa porta ed entrare nella stanza tutta per sé. Qui, nella caserma dei Carabinieri di Catania, si raccolgono le parole sussurrate, i timori di chi ha deciso di andare avanti e reagire alla violenza di un rapporto malato. Quello che noi ci auspichiamo è che i casi come quello di Giulia spingano le giovani donne a denunciare. La cronaca porta sempre i casi in cui non si è arrivati in tempo. Bisogna lanciare anche dei messaggi positivi, ossia
di tante donne che vengono a denunciare e per cui la denuncia ha rappresentato la salvezza. A Catania e provincia nell'ultimo anno le denunce per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori sono state 550. Vediamo qui che ci sono dei pupazzetti, dei giochi. Perché? Allora, questa è la stanza per l'audizione delle vittime vulnerabili. Molto spesso le donne vittime di violenza sono accompagnate da quelli che sono i loro figli, più delle volte comunque bambini, minorenni, per cui anche proprio nel fatto di entrare in empatia con la vittima è importante creare un ambiente familiare anche nei confronti dei più piccoli. Denunciare si può al numero 1522, attivo sempre, che garantisce l'anonimato, o rivolgersi alle forze dell'ordine che offrono assistenza e sostegno alle vittime. Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Ragusa e posto ai domiciliari per stalking e maltrattamenti in famiglia. L'uomo già 2 anni fa era stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento all'ex moglie, ma aveva continuato nella sua condotta persecutoria, controllando le abitudini di vita della vittima. Nell'ultimo periodo aveva anche aggiunto atteggiamenti minacciosi nei confronti dei figli, che contattava spesso al telefono allo scopo di ricevere informazioni sugli spostamenti della madre. E adesso vi raccontiamo una storia di coraggio e di ambizione premiata dai risultati. La pugile catanese Helen Lucia Ayari ha vinto il titolo europeo Under 22. L'oro arriva dopo un percorso di vita caratterizzato da varie difficoltà che rendono ancora più bello il successo. Marco Carli. Una donna, una giovane donna in questo caso, che vince non solo sul ring. Helen Lucia Ayari, catanese, è un mix di talento e tenacia, ma anche capacità di imporsi senza fare pesare la propria forza, dote da campionessa quale lei è. In Montenegro ha vinto il titolo europeo Under 22 nella categoria 50 kg di box. A 20 anni ha coronato un sogno, ma la sua vita è stata una rincorsa. Da qui arriva un insegnamento. Ha vissuto per anni in varie case famiglie, ha fatto sacrifici per allenarsi. L'oro profuma anche di riscatto. Ne ho vissute tante. Ho accolto le sofferenze che ho vissuto e diciamo che l'unica cosa buona che mi ha aiutato è trasformare magari le mie sofferenze e le mie difficoltà in qualcosa di buono. Helen Lucia ha avuto a che fare anche con un infortunio importante a 18 anni, dal boxing team Catania Ring del Palanita fino al titolo conquistato con grandi match. Basti citare il 5-0 in semifinale con la polacca Kuzeska, il 4-1 in finale con la russa Vostrikova e poi il sorriso emozionato prima dell'inno dopo la determinazione mostrata sul ring. È un'emozione che veramente non saprei descrivere, soprattutto per la Sicilia, perché comunque non ci sono molte ragazze in Sicilia che praticano il pugilato. Per chiudere c'è il sogno 5 cerchi con obiettivo 2028. Credo che tra qualche anno, se continuiamo a lavorare così, penso di poter riuscire ad arrivare alle Olimpiadi. E mentre oggi si parla in tutta Italia di tutela delle donne e di violenza di genere, sui social imperversa la possessività maschile come modello che piace alle giovani donne. Video, fiction, canzoni e trend hanno fatto diventare l'uomo malessere, così viene definito, l'uomo geloso e prevaricatore, nuovo ideale femminile. Eva Spampinato. Lasci la tua ragazza andare a ballare da sola? No, se chiede il permesso ci può pure andare. Una regressione culturale che manda in fumo anni di lotta per i diritti delle donne. Perché non mi fido da amiche sue. Le risposte di questi ragazzi sono l'emblema della cultura del possesso che spopola tra i giovani su TikTok e del nuovo ideale di uomo che piace alle giovanissime, l'uomo malessere. Voglio l'uomo geloso, canta la neomelodica napoletana Fabiana. Il video fa milioni di visualizzazioni, le ragazze la seguono, il testo diventa manifesto del modello di uomo a cui aspirare. Geloso, possessivo, prevaricatore e manipolatore. Oggi vestiti uguali, io il malessere. Mamma mia, ma tu non vuoi un omicidio in sta casa. Ma
chi è il malessere che le ragazzine di oggi stanno idealizzando? È il classico bello e dannato che ti fa stare come sulle montagne russe, ti riempie di attenzioni fino alla gelosia estrema e poi visualizza ma non risponde ai tuoi messaggi, salvo presentarsi sotto casa tua in piena notte parecchi giorni dopo per fare pace. Lo descrive questa ragazza su TikTok. È colui che ha un atteggiamento così intrigante che tu non riesci a farne a meno. Allora dici: mamma mia, ma che malessere. Malessere diventa un trend e sui social si diffondono contenuti che veicolano una pericolosa identificazione del possesso con l'amore e restituiscono un'immagine romantica della violenza. Vuoi uscire col vestitino? Non si può fare. Vuoi andare a ballare? Non si può fare. Lo vuoi lasciare? Non si può fare. Per stare con lui devi smettere di seguire qualsiasi essere umano maschile. Dici: ma quello è mio padre. Devi seguire solo tua mamma. E le ragazze stanno a guardare, ironizzano sull'uomo malessere, ma poi pericolosamente accettano la simmetria e la sperequazione dei sentimenti. Un po' telefono, fammelo controllare. No, ma perché vuoi controllare sempre il mio telefono? Io il tuo non lo posso mai controllare. Tu mi lo puoi controllare. Dietro l'apparente ironia del trend si nasconde un disagio più profondo, sempre più relazioni tossiche tra i giovanissimi, sempre meno educazione al sentimento sano. Facciamo una breve pausa e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, siamo da alcune notizie. Il freddo a dominare il fine settimana con temperature in picchiata sia di notte che di giorno, più basse rispetto alle medie del periodo. Allerta gialla nelle province di Palermo, Catania, Messina e Trapani. Forti raffiche di vento sferzano la Sicilia. Aumentano le possibilità di sconto sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. La riduzione, già resa possibile grazie all'intervento della Regione, sarà adesso estesa ai biglietti di costo inferiore a 50 euro, a chi ha prenotato al 10 novembre e anche a chi viaggerà con una compagnia che non ha aderito all'iniziativa. Lo comunica la Regione siciliana. Il caso di Miele, il bimbo abbandonato alla nascita a Modica è conteso tra mamma naturale e genitori affidatari, approda in Parlamento. Uffici giudiziari e anagrafe sono nel mirino di 50 parlamentari che hanno presentato un'interpellanza urgente per chiedere quali iniziative si intendano intraprendere per la tutela dei diritti fondamentali del minore e della sua privata vita familiare. Adesso ancora una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Ed eccoci all'ampia pagina dedicata al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che alle 16:15 domani sfiderà la Ternana. Corini chiede una risposta importante da parte della sua squadra che viene da un momento decisamente negativo. Marco Gullà. Oltre 1000 tifosi a sostegno è un imperativo, fare il risultato. Il Palermo dopo la sosta di campionato riaccende i motori. Domani a Liberati contro la Ternana serviranno punti per invertire il trend delle ultime gare. Dobbiamo dare una risposta, è il messaggio che il tecnico Corini ha lanciato alla vigilia. La formazione umbra è ultima ma comunque temibile. Lo spauracchio si chiama Casasola. Nel Palermo ci sono alcuni dubbi di formazione. Corini in queste 2 settimane ha lavorato molto sull'aspetto psicologico della sua squadra. Settimane molto intense, c'è stata grande partecipazione da parte dei giocatori in questo ed è per me fondamentale e da questo per me ne viene fuori un Palermo che sta affrontando un momento dal punto di vista dei risultati non positivo, ma anche un Palermo unito con tanta voglia di esprimere in campo quello che si è detto, le cose che ci hanno penalizzato, che non ci hanno fatto fare i risultati che noi tutti volevamo e questo secondo me è quello che vogliamo far vedere a Terni. Qualche assenza di troppo nel Palermo. Eugenio Corini deve fare a meno dei soliti Di Francesco, Vasic e Ceccaroni. Insigne non sta bene. In avanti conferma del tridente con Brunori assieme a Valente Di Mariano. A centrocampo si va verso l'esclusione di Stulas ed Henderson, spazio a Gomez, Koulibaly e Segre. Domani a Terni 1000 tifosi del Palermo, fischio d'inizio alle 16:15. Il Catania di Lucarelli domani a Giugliano cerca il bis dopo il successo con la Turris. Lucarelli dice che sognare si può senza illudere nessuno e intanto nella stessa intelaiatura vista nella precedente partita prepara 1 o 2 cambi. Marco Carli.
Quel gol al 97esimo ha ridato entusiasmo alla piazza, una scarica di adrenalina, un cambio del vento, come ha detto Lucarelli, e il tecnico cavalca queste sensazioni ad ogni conferenza stampa e sicuramente con il gruppo. Lo fa anche in vista della gara in trasferta con il Giuliano, fra le squadre più in forma del momento. Coltivare un sogno. E ovviamente noi dobbiamo coltivarlo ogni giorno in allenamento e a maggior ragione la domenica in campo, perché io oggi se dicessi arriviamo primi non sarei credibile, no? Perché la situazione la conosciamo tutti, però io dico coltiviamolo questo sogno, non costa niente. Al De Cristofaro sarà una festa. A Giuliano la partita è attesa anche dai 500 tifosi che arriveranno da Catania. Lucarelli conferma il 4-2-3-1, confermati anche gli interpreti con forse 1 o 2 cambi. In difesa è pronto Lorenzini a dare il suo contributo al centro con Curado e poi ci sono i mediani. Sono rimasti in 4 con l'aggiunta di Quaini, giocheranno in 3 con la conferma di Rocca da sottopunta, davanti ancora Chiricò con Marsura e Di Carmine. Poi quello che mi interessa a me è la prestazione mentale, perché è quella più importante rispetto alla prestazione fisica, perché una squadra che fa la prestazione mentale per 100 minuti può sopperire anche eventualmente alle problematiche che ci possono essere in termini fisici. Giuliano Catania sarà seguita come sempre da Telecolor a partire dalle 15:45 di domenica, collegamenti con lo stadio, commenti da studio e poi tutte le dichiarazioni dei protagonisti. Dopo 4 sconfitte consecutive, il Messina torna oggi al Francoscoglio per ricevere la capolista Juve Stabia. Giallorossi in caduta libera in cerca di riscatto per fermare la crisi. Fischio d'inizio alle 16:15. Sergio Colossi. Non è esattamente il cliente migliore per ripartire, ma il Messina deve lanciare segnali di risveglio dopo una crisi con 4 sconfitte consecutive senza gol e 2 punti in 7 giornate. Il primato della Juve Stabia indirizza la sfida in una direzione ben precisa, ma le assenze tra i campani degli squalificati Mignanelli, Candellone e Baldi e dell'infortunato Piovanello rendono più umana la partita del Francoscoglio, che oppone il secondo peggior attacco, il Messina con 12 centri, alla migliore difesa con 5 reti subite. Non abbiamo tempo per poter pensare se è capolista o ultima in classifica. Io devo guardare i problemi in casa mia, non certamente a quello che potrebbe essere in questo momento l'avversario, perché qualsiasi avversario nelle ultime partite ha dimostrato di essere più forte di noi. Quindi devo giocare botta su botta, ritmo, e quello che abbiamo dentro lo dobbiamo dare col cuore, con la testa e con tanto raziocinio in funzione di volere fare un qualcosa di importante. La prima certezza è il 4-3-3, la seconda l'impiego di Ferrara in difesa e Polito dirottato di qualche metro a destra nel ballottaggio con Lia. La terza è il centrocampo delle 3F, Firenze, Franco e rientrante Frisenna. In attacco torna Plescia e Mausso in panchina, confermato Ragusa, con Scafetta dalla parte opposta. 13 precedenti in Sicilia con 9 successi giallorossi, un pareggio e 3 degli ospiti. L'arbitro è Michele Del Rio, uno dei 9 figli dell'ex ministro Graziano Del Rio, alla 59esima gara e quindi con una buona esperienza in terza serie. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 19. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.